perso il monopolio del sesto posto in classifica dopo la sconfitta contro la Roma. L'Atletico Tormarancia torna all'assalto dell'ultima posizione utile per i playoff e stavolta lo fa dall'ottava piazza con, a dividerli dalla meta, solo 3 punti, 3 come quelli in palio stasera contro il Peperino Calcio La Rustica, solitario al quarto posto e tranquillo ormai di partecipare a una post-season che, ora come ora, lo vedrebbe avversario niente meno che del Cotton Club. Amici di Fanner, Circolo Sportivo Sport City, 19ª giornata di Serie A e Atletico Tormarancia, Peperino Calcio La Rustica. Primo pallone del match giocato dal Peperino Calcio, maglia nera, pantaloncini neri per la formazione ospite oggi contro l'Atletico Tormarancia, maglia bordeaux per formazione di Mister Caterini. Pallone subito giocato da Di Gioacchino, al centro il tocco per numero 4. Palla poi col cambio gioco messo giù da Ascione, recuperato ancora da Simone, toccato poi dal fallo di un avversario. Ancora Simone, pallone, tentativo di giocata sulla destra per Ascione, termina in fallo laterale. Allora Colizzi pronto per il primo possesso anche dell'Atletico Tormarancia, pronto ad andare con le mani il numero 3, cercato subito Mastrosanti che la tiene, subisce anche il fallo degli avversari. Ancora Atletico Tormarancia, attenzione qui a questa palla persa e subito conclusione estemporanea su errore da parte della difesa dell'Atletico. Contro Loreti, ancora un pallone allargato sulla destra, sempre pressing alto da parte dei giocatori del Peperino Calcio. Qui c'è un tocco a danni di Perelli, quindi pronti al tocco per Palombi. Ancora il numero 10 prova a destreggiarsi, era Paruzza invece, scusate, palla messa al centro a cercare Mastrosanti, chiusura bene la difesa e pallone che viene allontanato con ancora a giocare pallone Guiducci, abbassa Loreti su il break, pallone poi recuperato dal Peperino con Simone. Diciamo il movimento di un compagno, riesce a metterla giù il numero 9, si tratta di Barani, palla che viaggia poi sull'out di destra, pallone messa al centro, attenzione, era sbucato proprio Barani, stavolta conclusione non è deviata da nessuno e riparte l'Atletico Tormarancia con questa rimessa dal fondo e Loreti che può lanciare Paruzza, solo il numero 10 tenta il filtrante per Mastrosanti, capito però la difesa con Di Gioacchino che ha stretto benissimo la diagonale e può far ripartire i suoi. Lancia ancora di Simone, Colizzi di testa, poi Loreti per Paruzza, se fallo sul numero 10 non fischiato, allora
Sempre un lancio per Mastrosanti, sempre di Gioacchino in chiusura. Ancora da Stolfo. Palla allargata sulla sinistra e poi fatta viaggiare ancora per Barani. Palla messa al centro, più un tiro che un cross. Pallone che termina out, qui ci prova Loreti da lontanissimo a sorprendere il portiere avversario. Ancora Simone, attaccato da Mastrosanti, riesce nel tocco per Di Gioacchino. Ancora un cambio gioco per Muratore. Capisce tutto però la difesa dell'Atletico. E tocco per Loreti. Ancora Colizzi. Lui sulla sinistra a tentare di inventare qualcosa. Ancora Colizzi. Cambio gioco con Loreti. Paruzza e poi Guiducci. Con calma l'Atletico Tormarancia. Mastrosanti che scivola di Gioacchino, gli concede spazio. Qui però non riesce il colpo. Il capitano dell'Atletico scusa con i compagni per questa palla non propriamente ottima da giocare. Viene però ancora Mastrosanti messo giù e calcio di punizione invitante per l'Atletico. Già Paruzza sul punto di battuta, anche Loreti. Paruzza e Loreti, 2 sul punto di battuta, 3 in barriera invece per gli avversari. Si allontana Paruzza, resta solo Loreti che va di potenza, conclusione forte sì, ma abbondantemente alta sopra la traversa. Primo squillo anche però per il Tormarancia. 3 contro 3 qua, 3 contro 3, e 2 in mezzo al campo sta da fare la stessa cosa. Ancora da Stolfo. Tocco per Barani, può metterla al centro il numero 9, pallone ancora giocabile, deve chiudere Cornacchia. Chiamatene sempre un altro, Luca! Allora da Stolfo col tocco e la conclusione dalla distanza provata da Muratore. La può controllare però il portiere dell'Atletico. Troppo lungo stai, troppo lungo, devi allargargli la difesa, stai troppo alto e centrato. Ancora Guiducci, spazio il numero 6, pallone giocato poi da Paruzza per Loreti. Mastrosanti solo dalla parte opposta, Guiducci non lo ha visto. Adesso sì, cercato e trovato Mastrosanti, attaccato subito da Simone, prova ad andarsene Mastrosanti ma la perde, no, perché c'è stato il calcio di punizione chiamato dal direttore di gara. Calcio di punizione battuto subito per Paruzza, riesce il filtrante, allora Peperino la Rustica che può ripartire con Barani. Riesce a superare Loreti, Muratore, viaggia il pallone sulla sinistra, palla messa poi al centro, si era già lanzato Barani. E Muratore a ricevere, finta su l'avversario, tenta poi conclusione sul primo palo che non riesce. Allora Mastrosanti, lui a lanciarsi contro da Stolfo.
guadagna calcio d'angolo il capitano dell'Atletico. Matchup interessante contro il numero 4 avversario. Arriva ora il cross allontanato al portiere con i pugni, resta in zona offensiva però l'Atletico. L'ultima volta che lo ripeto, poi mi sostituisco, Ancora Mastrosanti col pallone alzato, chiamato dal portiere, riesce a bloccare e far ripartire i suoi con Simone. Cambio gioco perfetto per Barani, scarico ancora per il compagno, maglia numero 11, è stato Ascione a provarci a sorprendere il portiere con poca fortuna. Allora subito dalla parte opposta con Paruzza, prova lui a lanciarsi, fermato dagli avversari, ritmi altissimi in questo avvio, 10 minuti di partita giocati veramente a 200 all'ora. Ancora un tocco di testa, una sponda per Muratore, capito tutto Guiducci, pallone sul quale poi interviene Paruzza, di forza però Peperino a riprendersi possesso della sfera, ha giocato ora sulla sinistra, viene incontro Simone e sventagliata dalla parte opposta con Ascione contro Colizzi, riesce a passare Ascione, palla messa al centro, attraversa tutta la linea di porta e poi sul sinistro tentato, è arrivato l'intervento del portiere in grado di bloccare la conclusione. Ancora Francioni per Guiducci, trovato Bussone al centro, poi Mastrosanti che prova a lanciarsi, fermato da Stolfo, qui non esce il pallone, buono per Barani, prova ad andarsene il numero 9 col pallone messo al centro. Francioni in copertura, riesce a chiudere e andarsene benissimo, palla al piede, poi ancora Mastrosanti a lanciarsi, stavolta il fallo però lo ha commesso lui contro Alongi. E Peperino che riparte proprio con Alongi, poi Simone, ancora un tocco per Barani. Prova a divincolarsi su due avversari, il numero 9 riesce nel tocco per un compagno che di ritorno però non riesce a riservirgliela. E ancora Barani. Tocco ancora all'indietro per Di Gioacchino da Stolfo. Tenta lui ad andare per vie verticali, la girata di Barani. E gol trovato, scusate non ci eravamo accorti del gol cercato, anzi convalidato dai giocatori, dagli arbitri, e quindi in vantaggio Peperino La Rustica, 1-0, ha segnato Barani. Ecco. Ah, gli ha dato? Sì, gli ha dato. Te che hai visto? Mano.
Va bene Renato! Renato lo sa che hanno sbagliato! Renato, ci ho parlato io, lo sa! Si riprende quindi dopo il time out, gol convalidato. Peperino calcio la Rustica, avanti 1-0, situazione un po' complicata sul gol, si capiva se il tocco di mano era stato visto o no dai direttori di gara. Il gol è stato accordato, quindi 1-0 Peperino, e quindi Atletico Tormarancia in svantaggio dovrà tentare in tutti i modi di guadagnarsi 3 punti per continuare a sperare nella lotta ai playoff, un sesto posto ancora abbordabile. Qui Mastrosanti, lui alla conclusione dalla distanza va giù poi il numero 9 senza il fallo e prova a lanciarsi dalla parte opposta il Peperino, ancora una conclusione, stavolta parte di Muratore, pallone che termina in out e Atletico che riparte con Bussone, che lui provare a scuotersi e dare la carica ai suoi, quindi Gioacchino bravissimo in copertura su Bussone, riesce anche ad alleggerire per il proprio portiere di Gioacchino. Il pallone però perso, recuperato da Paruzza, tentativo di suggerimento per Mastrosanti intercettato, e da Stolfo poi che con classe riesce a divincolarsi di 2 avversari contro Simone. C'è il Bravo Renato! Bravo Nick! Bravo Flavio! Prendiamo sto centrocampista! ancora un tocco per Mastrosanti, pallone diventa buono per Muratore, riesce a appoggiarsi su Ascione, palla si impenna e calcio d'angolo. Peperino la Rustica con Muratore sul punto di battuta, stacca, almeno ci prova di Gioacchino, il pallone però lo supera in altezza, termina in out dalla parte opposta, e Atletico che riparte con D'Astolfo e il fallo su Mastrosanti, aveva provato ad andare in anticipo numero 4 del Peperino la Rustica, Paruzza, ancora Bussone, scarica ancora per Paruzza, e ancora Bussone per vie centrali, riesce a allargare su Colizzi che però scivola e fortunosamente serve Paruzza. Poi Loreti, troppi tocchi da parte dei giocatori dell'Atletico, gli avversari che possono provare a colpire. Guiducci prova il break hill numero 6, poi di sinistro conclude verso la porta avversaria, però abbondantemente sopra la traversa. Parte il Peperino la Rustica, qui Francioni in 2 tempi riesce a recuperare possesso del pallone, servito poi sull'altro lato. ancora il numero 5 per Guiducci, si va da Paruzza, ancora Bussone, Vai, scala, esci, Dore! tocca ancora per Loreti, Paruzza, cambio col tocco stavolta in verticale che non riesce a trovare Colizzi, che si era lanciato in zona offensiva. E Peperino che riparte sempre sull'out di sinistra, dove c'è tanto spazio per portare avanti la manovra offensiva. Qui il fallo lo ha subito Francioni, quindi calcio di punizione per il Tormarancia con Bussone, possesso di palla. Loreti dietro per Guiducci,
vie centrali con Mastrosanti che aveva provato ad inserirsi, alla fine tocco non riesce. Simona l'ha sventagliata a cercare Ascione, pallone non precisissimo, termina fallo laterale quando siamo al 20° del primo tempo. Trovato l'1-0 Peperino La Rustica con Barani, gol forse un po' dubbio con un tocco di mano del numero 9 in maglia nera. Qui Mastrosanti a metterla giù, tocco che non riesce, allora lo stesso Barani che prova a divincolarsi, a lottare su questo pallone. Scione con il dribbling e pallone recuperato e fallo anche subito dal giocatore in maglia numero 11. C'è già Simone sul punto di battuta per questo calcio di punizione che può essere interessante per andare direttamente anche verso la porta del Tormarancia, difesa da Sabelli. Parte Simone col sinistro, Sabelli con i pugni a bloccare, anzi a deviare la conclusione. Pallone ancora verso l'out di destra, intercettato però dall'Atletico Tormarancia e Di Gioacchino troppo veemente su Bussone che ha battuto subito sta punizione e palla però intercettata dal Peperino. Tocco in avanti per Barani che si libera benissimo di un avversario e trova la doppietta personale, il numero 9 del Peperino La Rustica. Arriva al raddoppio al 21° del primo tempo e 2-0. Continuiamo a giocare ragazzi! Continuiamo a giocare! Tu entra dentro al campo, fai quello che ti dico io! È arrivato il gol del raddoppio per il Peperino. Qui Paruzza si lancia contro tutta la difesa avversaria. Calcio di punizione battuto subito con Mastrosanti. Parte il sinistro di Mastrosanti e gol convalidato. Arriva il 2-1, accorcia le distanze Mastrosanti con un diagonale davvero imparabile. 2-1. Due su un'azione. Che sai Luca? Che sai? Oh. Che stai o stai a sci? Due a 1, quindi ha accorciato le distanze l'Atletico Tormarancia. Anche qui situazione un po' confusa, effettivamente c'era il fallo di Mastrosanti, non visto anche in questo caso dai direttori di gara. Attenzione qui al destro di Guiducci che ha provato a trovare il gol del pari subito dopo la rete trovata da Mastrosanti, come detto, che ha accorciato le distanze. Qui Muratore prova lui a inventare qualcosa, arriva il cambio gioco col controllo che non riesce da parte di Gioacchino e rimessa laterale con Colizzi proprio sotto la nostra postazione. Ancora Mastrosanti in dribbling, il numero 9, conclusione murata di testa Guiducci. Astolfo ancora su Mastrosanti, qui in uscita il portiere chiama e riesce a bloccare il pallone, rimesso subito in gioco con D'Astolfo, ripreso sì dal colpo di Mastrosanti e Peperino calcio che riparte, pallone però perso a beneficio degli avversari. Qui Mastrosanti che tenta di vincolarsi sempre della marcatura stretta di qualche difensore. Ancora Bussone, dribbling di troppo forse ancora per lui e Peperino che riparte con
Muratore lascia a Simone, va lui dalla distanza, Sabelli in due tempi, prima la sporca, alla fine riesce a bloccarla quando mancano 10 secondi alla fine del primo tempo. Ettore Marancia che prova a gestire questo pallone con Loreti. Tocco per Mastrosanti, verticale da Stolfo, si mette sulla traiettoria, riesce a bloccare il pallone, fa ripartire Muratore, la finta su Francioni, ancora Muratore, Francioni però in scivolata a bloccarlo, 2 minuti di recupero nel primo tempo. Ancora un tentativo di cross da parte di Alongi, intercettato e calcio d'angolo, lontana la difesa. Cogliere Simone, arriva l'anticipo di Guiducci, innescato Mastrosanti, può andare al tiro, Mastrosanti stavolta strozza troppo la conclusione che termina addirittura in fallo laterale dalla parte opposta. E Peperino che riparte con Simone. Tocco per Di Gioacchino, Barani a tenerla il numero 9 contro 3 avversari, spalla alla porta, riesce a servire ancora Simone. Ancora il numero 8 riesce ad andare in verticale per Barani, serie di rimpalli con Guiducci, alla fine pallone schizza buono per Muratore. Ascione. Ancora Ascione porta un po' a spasso il pallone, poi la scivolata di Francioni, cattivo su Alongi. Ma io non te ne sto. Ma ti metti sempre a fianco. Vabbè, piagnesi. Porco Dio, se no poi blocchi faccio davvero. Ma dato il ghiaccio qua? Pallone restituito agli avversari sportivamente da Mastrosanti. Il gioco che è già ripreso con tocco per Ascione. Palla allargata per Barani. Tentativo di cross, arriva al secondo, stavolta sì che l'angolo è guadagnato. Finale questo primo tempo infinito, 1000 le interruzioni. E angolo battuto adesso, Curto, lontana Guiducci, Bussone. Sovrappone Mastrosanti, lancia avanti il pallone, il numero 9, la finta a rientrare, tentativo di tocco al centro però intercettato e finisce qui il primo tempo.